In 20 anni hanno perso la vita 10 persone, tutte nello stesso punto, e 2 insieme nel 2024, numeri impressionanti che si riferiscono alla spiaggia ribattezzata della morte lungo il Brenta, a Campo San Martino. Il divieto di fare il bagno esiste lungo tutto il fiume, ma qui in particolare il pericolo è altissimo e così il sindaco rompe gli indugi e firma un'ordinanza che entra in vigore nel fine settimana, controlli delle forze dell'ordine e multe fino a 500 euro. Qui in quest'area sono morte ben 10 persone nel giro di 20 anni, c'è una cifra allucinante che ci impone, grazie anche a un tavolo tecnico, come serva un'ordinanza sindacale, quindi del sindaco. Questa ordinanza prevede che dal ponte a adesso 200-300 metri a valle sarà il divieto di balneazione con sanzioni che arrivano fino a 500 euro. Sul tavolo, dopo 2 riunioni tecniche con Regione, Genio Civile e Forze dell'Ordine, la sicurezza delle persone, evitare le tragedie. I tecnici hanno fatto un sopralluogo direttamente sul posto, la comunicazione c'è, cartelli in molte lingue anche, i divieti sono ben visibili, eppure non basta. Siamo motivati per trovare delle soluzioni, il tema è complesso perché è un tema che interfaccia la giurisprudenza, le leggi, l'ordinamento, però dobbiamo trovare delle soluzioni. Il buon senso talvolta non basta. Abbiamo cartelli in molte lingue, alcune anche sconosciute per quanto mi riguarda, con caratteri, ideogrammi cinesi, arabi, quindi le indicazioni del divieto e della pericolosità ci sono, però dobbiamo andare oltre, far comprendere che alcune zone specifiche sono pericolose e quindi sono decisamente da non balneare, da non nuotarci. Il 14 luglio del 2024, lo ricordiamo, persero la vita un 23enne di origini cingalesi, in Italia da pochi giorni, che era entrato in acqua ed era stato subito in difficoltà, e un romeno di 30 anni che non aveva esitato a tuffarsi per cercare di salvare l'altro giovane. Pur in forze, campione di braccio di ferro, anche lui era stato risucchiato dalle correnti ed erano morti entrambi. L'ordinanza scatterà nelle prossime ore e sarà in vigore per tutta l'estate fino al 30 settembre.